Buonasera da Sicilia 24, questi titoli. Nuovi arresti per la sparatoria di Piazza Montana a Catania. Per la procura dietro l'agguato c'è una faida interna al clan Cappello Bonaccorsi, 5 persone in carcere, una ai domiciliari. Violenta rapina a Partinico nel Palermitano, 3 uomini incappucciati armati aggrediscono un pasticcere e si fanno consegnare l'incasso. Il racconto della vittima a Sicilia 24. La Corte d'Appello di Palermo conferma l'assoluzione nel processo Mare Nostrum per Crocetta, Morace, Finocchiaro e la Liberty Lines. Respinto il ricorso della Procura su presunti favoritismi nei collegamenti con le isole minori. Lampedusa si prepara ad accogliere Papa Leone XIV, tra misure di sicurezza rafforzate e un fitto piano organizzativo. Per l'isola una giornata simbolo di accoglienza, memoria e speranza. Catania avvia un sistema digitale per monitorare il tempo reale, il traffico e ridurre il caos nelle principali arterie cittadine. Nuove regole anche per mezzi pesanti e lavori stradali, con il primo vero test a settembre. Palermo in passerella, un messaggio contro il femminicidio e a sostegno della salute femminile. Tra moda e testimonianze, ribadito l'impegno contro la violenza di genere. Calcio, a Catania è ufficiale l'arrivo di Varrà come nuovo DS, dirigenza rossazzurra pronta a chiudere anche con l'allenatore Emilio Longo. Sul mercato si valutano diversi profili dal Crotone per costruire una squadra più giovane e offensiva. Ben trovati, 5 arresti e un favoreggiatore ai domiciliari per la sparatoria dell'11 giugno nel quartiere catanese di Trappeto Nord. Per la procura il raid, dove sono stati feriti, lo ricordiamo, 3 minorenni, è solo l'ultimo capitolo della faida interna a 2 diverse componenti del clan mafioso Cappello Bonaccorso. Ma sentiamo Eva Spampinato. Per lo scontro armato di Piazza Montana sono arrivati altri arresti e il cerchio si chiude sulla faida tutta interna al clan mafioso Cappello Bonaccorsi. E questo, secondo la procura di Catania, è il movente della sparatoria dell'11 giugno scorso nel quartiere di San Giovanni Galermo a Catania, dove un comando armato ha aperto il fuoco in una piazza di spaccio ferendo 3 minorenni. Ecco il momento degli spari, la raffica di fuoco si vede chiaramente dalle telecamere di sicurezza della zona e poi il ragazzo che arretra e i motorini che si danno alla fuga. Dopo settimane di indagini, la squadra mobile di Catania ha arrestato 5 componenti del gruppo di fuoco, finiti in carcere con le accuse di tentato omicidio e porto abusivo di armi aggravate dal metodo mafioso. Ai domiciliari invece il presunto favoreggiatore, il factotum, che avrebbe garantito rifugi, spostamenti e assistenza durante la fuga. Determinanti le intercettazioni e le telefonate partite dal carcere, dove un esponente di spicco della stessa fazione continuava a impartire indicazioni ai latitanti. Un filo investigativo che ha permesso di ricostruire gli spostamenti del comando tra Adrano, Siracusa, Giardini, Naxos e infine Floridia, dove 4 dei ricercati sono stati bloccati in un hotel. Un altro è stato arrestato a Catania, in casa della compagna, con una pistola calibro 6,35 sul comodino, probabilmente proprio l'arma dell'agguato. Secondo gli inquirenti, lo scontro armato sarebbe nato dalla guerra tra 2 diverse componenti dello stesso clan mafioso per il controllo degli equilibri criminali sul territorio, un regolamento di conti che ha trasformato una piazza di quartiere in un teatro di guerra. Adesso andiamo a Partinico, siamo nel Palermitano, uomini incappucciati in 3 minacciano il titolare di una bar pasticceria, portano a segno una violenta rapina e poi fuggono. Sono momenti di terrore che ci racconta il titolare dell'esercizio commerciale. Sentiamo. Sono immagini cruente, una rapina violenta in un bar pizzeria di Partinico, le golosserie di Bono. Come vediamo da queste immagini, 3 uomini incappucciati hanno fatto irruzione nel suo locale al momento della chiusura e gli hanno puntato contro una pistola per appropriarsi dell'incasso della giornata. Dopo averlo minacciato, si sono fatti consegnare circa 3.000 euro, oltre a un orologio, un bracciale e una collana d'oro che il proprietario del locale indossava. Incontriamo Gianfilippo Bono nel suo bar e ancora provato per quanto successo.
successo. In quel momento si teme cose peggiori, si teme giustamente, avendo pure una pistola puntata, se scappa un colpo, se la pistola è vera o non è vera. Dico, queste sono cose che uno pensa, però in quel momento non sa quello che può capitare. Tantissimi clienti stanno manifestando appunto la solidarietà al titolare che è stato appunto vittima di questa brutale rapina. Che volevano i soldi, volevano i miei oggetti personali, ma fino a quando prendevano qualcosa, anche il denaro, non tanto mi interessavano. Il problema è stato quando mi hanno incominciato a dire l'orologio oppure la collana, che non è per, come ho ripetuto qualche volta per il discorso nelle altre interviste, per il discorso del denaro, l'importo quanto costa meno, è per gli effetti personali e cose personali che sono nella mia famiglia. Nella concitazione Bono è caduto, riportando una contusione alla spalla e al ginocchio. Però queste cose sinceramente mi hanno colpito, perché secondo il mio punto di vista non sono una persona che può meritare un'azione del genere. Una città intera si è stretta attorno al ricordo di Raffaele Stipa con una fiaccolata. Ricordiamo che Stipa è il pizzaiolo siciliano di 67 anni che è stato ucciso a coltellate nella sua pizzeria di Reggio Emilia. Intanto la procura ha contestato all'omicida le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti. Ma sentiamo Desiree Ferlito. Migliaia di persone, una fiaccolata silenziosa e una città intera stretta attorno al ricordo di Raffaele, il pizzaiolo originario di Capodorlando che a Reggio Emilia era diventato uno di famiglia. Abbiamo sentito il bisogno di ritrovarci insieme, ha detto il sindaco Marco Massari in questi video della pagina Facebook Spazio Reggio. Così ieri sera il capoluogo emiliano ha salutato per l'ultima volta Raffaele Stipa, il pizzaiolo di 67 anni ucciso a coltellate nella sua pizzeria, conosciuto e amato da un intero quartiere per la sua generosità e la sua disponibilità verso tutti. Quando avevo voglia di una pizza a Reggio Emilia andavo da Yogi, anche se doveva attraversare tutta la città. Adoravo la disponibilità di Raffaele e quel senso di devozione nei confronti dei clienti. E poi perdere la vita così per nulla, scrive un cliente abituale su Facebook. E poi ancora, un grande lavoratore, un signore così bravo e sempre sorridente. La procura di Reggio Emilia ha contestato ad Andrea Pellati, il 42enne arrestato per l'omicidio, le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti o futili. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe presentato nel locale con un coltello portato da casa, dopo un diverbio legato all'ennesima richiesta di una pizza a credito e un debito di appena 35 euro. Nell'aggressione è rimasta ferita anche la sorella della vittima Antonella, che ha tentato di difendere il fratello. Oggi scossa e incredula, perché lo ha fatto, ha dichiarato. Avremmo comunque continuato a fargli credito. La Corte d'Appello di Palermo ha confermato l'assoluzione dell'ex presidente della regione siciliana Rosario Crocetta, dell'ex presidente dell'AST Massimo Finocchiaro e dell'armatore Ettore Morace nel processo per corruzione nato dall'inchiesta Mare Monstrum. Respinto il ricorso della procura che contestava un presunto sistema di favori nella gestione dei contributi per i collegamenti marittimi con le isole minori. Confermata anche l'assoluzione della compagnia Liberty Lines. Il GUP di Palermo ha rinviato a giudizio per corruzione l'ex portavoce del presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, Sabrina De Capitani, l'imprenditrice Marcella Cannariato, ex rappresentante in Sicilia della Fondazione Belisario e della Fondazione Dragotte, poi Marianna Amato, ex dipendente della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, e il manager Alessandro Alessi. Il processo comincerà il 2 novembre, sono tutti coinvolti nell'indagine sull'uso illegale dei fondi dell'ARS. Voltiamo decisamente pagina. Lampedusa si prepara a vivere una giornata destinata a entrare nella storia. L'isola è in fermento per l'arrivo di Papa Leone XIV, il secondo pontefice a raggiungere lo scoglio del Mediterraneo dopo Papa Francesco. Ma sentiamo Davide Sardo. L'attesa cresce di ora in ora. Tra operai al lavoro, transenne, misure di sicurezza, Lampedusa si veste a festa per accogliere Papa Leone XIV. Una giornata che affonda le sue radici anche nel dolore. Il sindaco Filippo Mannino ricorda le tante notti trascorse ad affrontare gli sbarchi di migranti morti in mare.
Da quella sofferenza è nata una lettera indirizzata al Santo Padre, trasformata oggi in un messaggio di speranza per l'intera comunità. È già pronto il piano organizzativo che coordina sicurezza, assistenza sanitaria e viabilità. Allo stadio comunale si stanno ultimando il palco e gli allestimenti che ospiteranno l'evento. Sabato l'accesso sarà consentito esclusivamente da via Cameroni, mentre ai partecipanti saranno distribuiti acqua e cappellini per affrontare il caldo. Previste anche limitazioni alla circolazione dalle 8 alle 14. Alcune zone dell'isola saranno interdette al traffico per consentire il passaggio del corteo papale. Per il sindaco Mannino l'arrivo del pontefice rappresenta un riconoscimento ai valori che da sempre contraddistinguono Lampedusa: accoglienza, solidarietà e rispetto della vita umana. Un appuntamento che l'isola si prepara a vivere con grande emozione e profondo orgoglio. E a questo proposito vi ricordo che noi seguiremo con le nostre telecamere, con la nostra inviata Adelaide Barbagallo, proprio i momenti più importanti, più toccanti di questa visita del Papa a Lampedusa, con i collegamenti in diretta proprio dall'isola. E adesso una discarica abusiva cresciuta nel tempo, a pochi passi dalle abitazioni, alla periferia nord di Gela. Rifiuti di ogni genere invadono le campagne, mentre di notte arrivano i roghi che sprigionano fumi e odori segnalati da anni dai residenti. Gerry Italia. Non è una discarica autorizzata, ma da anni funziona come tale. Tra i quartieri Cantina Sociale e Sette Farine, alla periferia nord della città, una strada sterrata è stata trasformata in un lungo corridoio di rifiuti, elettrodomestici, mobili, materassi, scarti domestici e soprattutto materiali edili abbandonati senza controllo. Terreni incolti a ridosso delle abitazioni trasformati in punti di scarico abusivo, dove il degrado continua ad avanzare. Da anni i residenti denunciano una situazione sempre più critica, ma accanto al problema dei rifiuti c'è un nuovo allarme. I rifiuti non solo continuano a essere scaricati giorno dopo giorno, ma vengono anche dati sistematicamente alle fiamme, generando non pochi problemi a chi abita alla periferia nord della città. A raccontare la situazione è Emanuele Italiano, vicepresidente del comitato Area 8. Ogni sera viene bruciato tutto quello che c'è come immondizia. E viene lasciato durante il giorno e poi la notte viene bruciato. Questo cosa succede? Che alla fine i venti che abbiamo durante la notte trasportano i fumi acri, i fumi odori insopportabili, e giustamente arrivano nelle case adiacenti a questo disastro, se vogliamo dire. Il comitato ha già chiesto controlli e monitoraggi, ma secondo i residenti il fenomeno continua. E dal momento che viene bruciata ci ritroviamo che l'indomani o comunque dopo alcuni giorni spazzatura freschissima, pronta a essere bruciata durante la notte. Un ciclo continuo che lascia dietro di sé degrado, cattivi odori e una periferia sempre più segnata da un'emergenza ambientale. La multinazionale farmaceutica Pfizer ha annunciato la chiusura definitiva di 2 linee di produzione della penicillina nello stabilimento di Catania, una decisione che potrebbe mettere a rischio oltre 300 posti di lavoro. L'azienda ha assicurato la presentazione di un piano per limitare l'impatto occupazionale, non esclude la possibile cessione del sito. Intanto il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha chiesto al ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso l'apertura di un tavolo di crisi ministeriale che dovrebbe essere convocato entro luglio per individuare soluzioni a tutela dei lavoratori e del futuro dello stabilimento. Adesso ci fermiamo, torniamo tra poco con una notizia che arriva da Palermo sulla limitazione della vendita degli alcolici. Siamo tornati in studio. Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha firmato un'ordinanza valida per 30 giorni che introduce nuove limitazioni alla vendita e al consumo di bevande alcoliche. Tra le principali misure il divieto di vendita per asporto dalle 11 alle 7 e la chiusura degli esercizi alimentari dalle 22 alle 7 con orario anticipato alle 20 in un tratto di via Macheda. A Catania un sistema digitale per monitorare e fronteggiare l'emergenza traffico sarà di supporto alla polizia locale. Nuove regole anche per il carico e lo scarico delle merci. Tonino De Mana.
Un servizio di monitoraggio digitale del traffico, niente lavori stradali in orari di punta e regolamentazione delle operazioni di carico e scarico delle merci. Ruota attorno a queste nuove disposizioni la controffensiva del Comune di Catania per fronteggiare il caos viario nelle principali arterie cittadine. Osservata speciale la circonvolazione, ma il sofisticato sistema tecnologico consentirà di controllare in tempo reale anche le vie Dusmet, Viale Africa, via Domenico Tempio, via Vincenzo Giuffrida, segnalando criticità per permettere interventi tempestivi della polizia locale e migliorare così la fluidità della circolazione. Ma noi siamo fiduciosi in questo senso, se riusciamo a settarlo attraverso l'acquisizione dei dati in maniera adeguata ci permette di avere quei minuti, perché di questo si tratta, utili ad anticipare il vero e proprio blocco stradale o il rallentamento critico di un'arteria. Fondamentale sarà liberare la città dalla morsa dei mezzi pesanti, come sottolinea l'assessore alla viabilità Coppolino. Questa è un'altra delibera di buonsenso che l'amministrazione ha adottato e servirà ad evitare che si creino ingorghi per la presenza di tir laddove le strade della città non li possono accogliere. Il servizio di monitoraggio digitale del traffico sarà operativo dalla prossima settimana, anche se per il vero e proprio banco di prova bisognerà aspettare settembre, che coincide con la riapertura delle scuole. Restiamo a Catania, 9 sequestri, un fermo, 7 libretti di circolazione ritirati, 10 auto rimosse, un cavallo sequestrato e affidato all'ASP. È il bilancio di una intensa attività di controllo nel quartiere Librino, coordinata dalla Polizia Municipale con il supporto delle forze dell'ordine. Un'operazione mirata a contrastare illegalità diffuse, abusivismo e situazioni di degrado, oltre a rafforzare la presenza dello Stato in uno dei quartieri più popolosi del territorio etneo. Adesso andiamo a Palermo. Si è tenuto quello che appunto è stato intitolato il Lovers Day, una sfilata di moda che si trasforma in un messaggio di prevenzione, solidarietà e lotta contro la violenza di genere. Desiree Ferlito. Una passerella che diventa un messaggio di forza, prevenzione e solidarietà. Il femminicidio esiste e non ci piace Lovers Day, il titolo dell'evento svoltosi a Palermo, dedicato all'universo femminile e alla tutela della salute delle donne. In passerella non soltanto modelle professioniste, ma anche donne comuni e 2 pazienti oncologiche che hanno scelto di raccontare la propria battaglia attraverso il sorriso e il coraggio. Un modo per accendere i riflettori sull'importanza della prevenzione e sul sostegno a chi affronta la malattia. La serata si è aperta con una rappresentazione dedicata alla baronessa di Carini, simbolo di uno dei primi femminicidi della storia siciliana, per ricordare che la violenza di genere è ancora oggi una piaga da combattere. In collegamento anche la testimonianza di Valentina Pizzail, sopravvissuta a un tentato femminicidio. L'evento ha visto la partecipazione della testimonial Natalie Caldonazzo, che senza mezzi termini risponde a chi mette in dubbio l'esistenza della violenza di genere. Il femminicidio esiste, purtroppo, ahimè, chi lo mette in dubbio e chi dice il contrario ha qualche problema serio nella testolina, perché qua purtroppo non si parla d'altro. E adesso ci fermiamo, c'è un'altra pausa, torniamo tra poco, ci occuperemo del Catania che ha ufficializzato il nuovo direttore sportivo e poi del Meta Catania tra poco. Siamo al calcio, il Catania ha ufficializzato oggi Fortunato Varrà nel ruolo di direttore sportivo. Il dirigente calabrese ha sottoscritto un contratto biennale. Sergio Colosi. Fortunato Varrà, calabrese di 49 anni, è il nuovo direttore sportivo del Catania. L'accordo su base biennale è stato ufficializzato dal club rossazzurro, che nel comunicato gli augura buon lavoro a nome del presidente Rosario Pelligra e della società in tutte le sue componenti. Varrà, che nel Napoli ha ricoperto la carica di responsabile dei giocatori in prestito, ha lavorato in passato con Locri, Castrovilleri, Benevento, Potenza e Pontedera. Il prossimo passaggio sarà l'accordo ufficiale con il tecnico Emilio Longo, pronto a sottoscrivere un contratto di 2 anni con opzione del terzo in base ai risultati ottenuti. Completata questa fase, spazio al calciomercato per un Catania più giovane, dinamico e offensivo. Longo potrebbe convincere qualche calciatore del Crotone a seguirlo, anche se non mancheranno le resistenze rossoblù, in quanto prospetti molto interessanti per la categoria. Al centrocampista brasiliano Vinícius Negro Di Stefano, 23 anni, dal
dal 2023 in Calabria con 72 presenze e 5 gol. All'attaccante Antonino Musso, 26enne prelevato dalla Torres e autore di 9 reti nello scorso campionato, e all'esterno offensivo di 25 anni Marco Zunno si è aggiunto nella lista il difensore trentenne Davide Di Pasquale, con grande esperienza in C, con le maglie di Crotone, Pescara, Foggia e San Benedettese. Ed è sfumato il sogno scudetto per la Meta Catania. Gli etnei sono stati battuti 4-3 dal Torino al termine di una partita al Cardiopalma. 5.000 gli spettatori sugli spalti. Tonino De Mana. Nel caldo da girone dantesco del Pala Catania, gremito da 5.000 persone senza aria condizionata, la fiammata vincente è di Maxi Rescia. Nonostante la serata rovente, il gol del 4-3 gela la Meta Catania, consentendo al Torino di conquistare dopo 27 anni lo scudetto di calcio a 5, scucendolo proprio dalle maglie dei rossazzurri. Al primo affondo gli ospiti sbloccano il risultato, Liberti scappa via Pulvirenti e serve sul secondo palo Wander Salas, che deve soltanto appoggiare in rete. La Meta fatica a trovare il ritmo giusto, ma il pressing di Pulvirenti consente a Podda di scaricare in rete il pallone dell'1-1. L'equilibrio dura soltanto 33 secondi, De Oliveira verticalizza, Maurino Schochet da posizione defilata firma il nuovo sorpasso. A 6:37 dal duplice fischio arriva il tris con il sanguinoso errore di Pedro Sichera che consente a Fortini di segnare a porta vuota e l'1-3. Sussulto d'orgoglio per la Meta, una sassata di Podda scuote la traversa, il tapin vincente è del solito Pulvirenti che accorcia le distanze. La ripresa si apre con la Meta in avanti e con i legni che negano il pari agli etnei. Il 3-3 però arriva sul rigore, procurato da Turmena e realizzato dallo stesso giocatore. Sul più bello e nell'inferno del Pala Catania arriva il gol del definitivo 4-3 di un Maxi Rescia stremato, ma che trova il guizzo giusto per appoggiare in rete. Nel post gara il rammarico del tecnico Juarra e di Capitan Musumeci. Ho avuto opportunità lì a pareggiare, ma bueno, credo che sul 3-3 dovevamo già avere segnato e bueno, peccato, ci sono tante opportunità perse, ma bueno, con la testa alta dello sforzo che hanno fatto i ragazzi. Cosa è mancato stasera? Loro ci hanno messo in grossa difficoltà, lo sapevamo, probabilmente siamo stati anche un po' sfortunati. Per la Meta Catania cala il sipario su una stagione comunque esaltante con le vittorie della Coppa della Divisione e della Coppa Italia. E prima di chiudere una notizia dell'ultima ora, finisce in carcere Alessandro Mondo, il 19enne arrestato per l'incidente che è costato la vita a Giulia Scimone, la studentessa di 16 anni, avvenuto domenica sera in via Circuito a Torre Faro a Messina. Il GIP Nunzio De Salvo ha aggravato la misura dei domiciliari trasformandola in quella di custodia in carcere. La decisione è stata presa a seguito dell'interrogatorio di garanzia avvenuto questa mattina. Mondo era alla guida della moto che ha travolto la studentessa. L'aggravamento della misura è stato richiesto dalla sostituta procuratrice che coordina le indagini su questo drammatico incidente e l'accusa è di omicidio volontario. Con questa notizia si chiude questa edizione di Sicilia 24. Grazie a tutti voi per averci seguito. Buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.